La Palavisini Legnami, sita in Moimacco, a pochi chilometri da Cividale, compie 25 anni di attività. La storia di un'azienda di tradizione familiare divenuta nel tempo moderna e in continua espansione, nell'esperienza, nella conoscenza e nelle prospettive. Il titolare Luca Palavisini. Oggi la grande festa per dire i primi 25 anni in attesa dei successivi. No, senz'altro è un momento di festa per tutti, abbiamo raggiunto un importante, credo, passaggio di storia, ci auguriamo di andare avanti per altrettanti anni se non di più. Siamo in una situazione un po' difficile, ma cerchiamo di darci da fare per affrontare questo momento storico che non è dei più favorevoli. Importate legno un po' da tutto il nord-est dell'Europa, no? Sì, la nostra area di riferimento è l'area balcanica con le latifoglie europee. Adesso c'è un nuovo progetto per lo sviluppo del biocombustibile con i pellet, con le legna da brucio, che crediamo sia un possibile progetto che abbia un riscontro nei prossimi anni, vista l'attenzione della clientela anche al riscaldamento biosostenibile. In questo momento il settore del legno arredo è un po' in difficoltà perché purtroppo, come tutti, risente la crisi. Voi comunque andate avanti, nel senso che vi siete trovati qualcosa di alternativo, come si dice in gergo tecnico. Diciamo che l'area per anni importante per il nostro lavoro era l'area italiana. Negli ultimi 10 anni man mano le quote di mercato venivano un po' a scendere, ma dall'altra parte c'è un mercato che sta crescendo nel Far East, nel Nord Africa, nel Giappone, dove abbiamo iniziato a fare delle cose interessanti e speriamo di sviluppare. Quindi, insomma, la parola d'ordine è muoversi e trovare delle alternative, visto che l'Italia, che era un ottimo mercato e faceva comodo stare in Italia per vicinanza, per situazione abbastanza ovvia da capire, adesso bisogna prendere l'aereo e iniziare a muoversi, ma è un mercato importante che si sta sviluppando. E dopo aver sentito Luca, il titolare, andiamo a sentire un po' le opinioni da parte di altre persone. Come sta andando la festa? No, bene. non possiamo dire. Siamo colleghi? No, noi non possiamo dire perché siamo dipendenti. Ma i dipendenti possono dire. Come sta andando? Bene. La festa? Una bella festa con tanti amici, tanti colleghi, tanti partner. Spero che si divertano al coronamento del 25esimo anno di attività dell'azienda. Il legno tira ancora, dai. Ancora tira ancora, è un po' difficile, bisogna sempre aggiornarsi, tenersi aggiornati, proporre ai clienti sempre cose nuove. Se proponi poi stai sull'onda, stai sulla cresta. A pochi mesi dal 39ennale della vittoria dell'Italia in Coppa Davis in Cile, qui vediamo la sfida Barazzutti-Panatta. Come sta andando? Ma stiamo... Ecco, punto decisivo. Ci spiega la sua Veronica, abbiamo visto un tiro secco. No, era una schiacciata che insomma in questo momento la Palavisini schiaccia e quindi anche noi andiamo. Schiacciata vincente. Certo. È il simbolo, è il segno che possiamo dire che l'economia va avanti. Certo, guai. Questo siamo la friulanità di oggi è questa, insomma. No? Bene, andiamo a sentire adesso Barazzutti, vediamo cosa dice qua. Allora, ha fatto un colpo secco. No? niente da dire. C'ha più esperienza di me, non posso dire niente. Un colpo, come si dice? Devo solo imparare. Il tocco finale, no? Il tocco finale è quello che decide la partita. Purtroppo quello che conta è che l'azienda va avanti. Questo è importante. Siamo qua a fare festa, 25 anni e speriamo altrettanti. Come sta andando? Benissimo, oserei dire, no? Bene. Meglio di così, guarda che bello. Che piatto? Guarda che piattino, che tagliere. Un tagliere tipico friulano con legna vostra. Con legno nostro. Certo. Adesso ci spostiamo, apriamo un altro salame. Certo. Dov'è il salame adesso? Bene, ti lasciamo andare a prendere il salame, vediamo se c'è qualcun altro. Ecco qua. Questo invece va ad acqua. Lei va ad acqua, mi hanno detto. Come vai, va ad acqua? Non sono io ad andare ad acqua, il signore. Il signore va ad acqua perché? Chieda a lui, non lo so. E qui abbiamo la terza generazione. Abbiamo sentito il papà all'inizio, come sta andando? Bene, bene. Ti ha fatto gol? Sì, ho Sei visto. distratta mentre... Sì, mio fratello. Bene. Wow. Pure di mano sei, no? Sì, fa falli. Come andrà questa serata a finire? Spero bene.
tutti quanti si divertano e basta. Confermi? Sì. Mi hanno detto tu che fai il supervisore, no? No. Si dice si mangia e si beve, buon segno. Sempre buon segno. Bene, poi soprattutto qua è un bel ambiente. Bellissimo. Certo. La ditta Pallavesini è fenomenale. È un marchio di garanzia. Di più? Sta bene? Benissimo. Una bella giornata di festa. Certo. Ecco, in tempi in cui magari le aziende hanno difficoltà, questo serve anche per rilanciare il marketing e soprattutto farsi conoscere e la friulanità che non costa niente. Sicuramente, sicuramente. La cosa importante è essere qua. No? Per forza. Bene. Lei pensava di sfuggirci, invece è cascata a fagiolo. Come va? Bene, bene, inizia bene qua la giornata. Bella giornata, un sabato in compagnia, una friulanità che si sposa. Certo, tutto bene. Bene. La lasciamo bere allora. Sì, adesso Commensale. chiamo, no? Stuzzichi. Gira e rigira, arriviamo a sentire anche altre persone per quanto riguarda questa bella giornata. Come sta andando? Sì, bene, grazie. Bene, una bella giornata. Bella giornata, sì. Tipico Abbiamo avuto pioggia comunque per strada. Da dove è arrivata? Padova. Campo San Piero si può dire, sì. Sì. Bene, comunque l'importante è che insomma ci si diverta. Esatto, che si mangia, no? E poi alla fine Un bel sabato così nel fresco. No, in effetti, sì. Sì, ci vuole. È la temperatura ideale, no? Conferma? Confermo. Lei la vediamo dentro il banco. Sì, In teoria, ma e anche in pratica. qua non ci sono problemi di cartellini. No, per ora no. Certo. Da lunedì sì. Poi vediamo, comunque lo vediamo là che tiene sott'occhio, no? Fa finta di parlare, però la volpe perde il pelo ma non il vizio. Esatto. Bene. Da Padova invece come avete trovato bel tempo quando siete arrivati qua? Tempo mediamente perturbato, ma a noi non ci interessa. Se è meglio così, no? Bravo, se è meglio così. Poi Sant'Antonio ha fatto il miracolo. Bravo. Conferma, no? Sì. Antonio di Padova. Certo. Sa che lo faccia anche a livello finanziario. Sì. Sta andando bene, signore? Benissimo, tutto Una bella giornata, tipica friulana. perfetto, Un perfetto. sabato qualunque, ma importante. Importantissimo. Bene. Grazie. Due battute anche da parte sua? Come sta andando? Tutto perfetto Conferma qua, quello che ha detto la signora. confermato, anche se non ho sentito niente. No, l'importante è, lo sa meglio di me, bisogna sempre dir di sì. Sempre. Bene. Andiamo a sentire Crodino, vediamo cosa dice. No, Crodino. È ben, si beve ben, stavo di dirti. Che da lei domandò neanche, si divertesse, si fa sentire altri sbagli. Esatto, soprattutto una festa così. Perché sai, fa cognoscersi, no? Fa marketing, come che va di moda. È giusto che sia così. Ecco. E soprattutto non è tanti altri e va giusto bene. Perfetto. Bene. Sei arrivato in bicicletta? No, sempre normalmente a Torcusè. Sì, comunque disegna l'antidoping va bene. Che è per ridratare i Sali minerali. Esattamente, Che sono che i miei mica che fanno il Tour de France. Esatto. E il doping è furlan il cano. Confermi? Assolutamente. 3 chilometri? A 60 km. Sì, niente di che dai. A questo per venire cano? Sì, un giro pizzul. Vi fate il tour, un semi-tappe. Sì. Una tappina, come completiamo il giro e poi rientriamo. Andiamo a Romanuti, cosa dice? Romanuti diceva, quando eravamo a scuola assieme, alle medie, diceva che bisogna essiccare, perché? Perché essiccando? Non si può dire altre parole, ma basta il pensiero. Ecco, bravo. Perché da quella roba lì poi come si dice, si riparte. Sì, si riparte e si lavora. Bene. Allora va tutto bene, insomma. Sì, bene, molto bene. Le giornate, no? A posto, tutto bien, buon, a posto. Bene.